Buona salute a tutti, benvenuti allo speciale medicine. Allora, la scorsa puntata abbiamo un po' diffuso il panico, ecco, quando la prevenzione diventa un momento di informazione che desta tantissimi dubbi. E allora abbiamo detto è un'epidemia silente, molti non sanno di esserne affetti. Ecco, questo un attimo ci ha fatto preoccupare e poi abbiamo scoperto che si tratta di una sindrome perché vengono coinvolti tanti apparati importanti, vitali del nostro organismo, come il cuore, come i polmoni, come il cervello, perché questa patologia che in questa premessa sto mantenendo ancora una volta misteriosa prima di rivelarla, vorrei appunto dire che potrebbe causare un cuore polmonare, potrebbe causare problemi di severa ipertensione, come dire anche disfunzioni a livello di tutto il sistema cardiovascolare, problemi di insufficienza respiratoria, problemi anche di ictus. Ecco, io mi sto riferendo, o almeno ci hanno spiegato durante la scorsa puntata, che esiste la sindrome delle apnee notturne. Ecco, praticamente chi ne è affetto non sa di esserne affetto. Di solito è il compagno, la compagna, il marito, la moglie che si accorge di questa anomalia della respirazione con interruzione del respiro. Ecco, questa sorta di apnea porta a una mancanza di ossigenazione al cervello, ma anche una difficoltà da parte dei nostri polmoni di sopperire a quella che è l'inalazione corretta dell'aria che serve per l'ossigenazione e il trasporto dell'ossigeno a tutti gli organi del nostro corpo. Quindi ecco, se qualcuno dovesse svegliarsi di notte perché qualcosa da parte del cervello ti sta dicendo che hai la bocca aperta, questo è un sintomo, non va trascurato, si dorme con la bocca chiusa e si ispira col naso. Quando ti svegli con la secchezza del primo, quello che è il primo sbocco, no, dell'aria che è rappresentato dalla nostra bocca e dalle mucose che ci stanno dentro il nostro cavorale, lì ti devi un attimo così non preoccupare, ma devi interessarti a saperne di più e consultare lo specialista. Parlane col tuo medico di famiglia, il quale ti indirizzerà sicuramente verso un otorinolaringoiatra che saprà fare la corretta diagnosi e con le giuste strumentazioni arrivare ad un vero e proprio quesito diagnostico. È importante sapere se si soffre di apnea notturna proprio per evitare e scongiurare tutti i guai che causa questa sindrome, perché non è solo una piccola malattia delimitante, è una malattia che coinvolge tanti organi, quindi è una malattia che può divenire grave, per cui a quel punto stiamo un po' attenti. Dai 40 anni in su, dai 45 anni, cerchiamo di dire ai nostri compagni, ai nostri mariti di stare più attenti a noi quando dormiamo. Di solito quello che si riferisce al dottore è mio marito o mia moglie è russa, certo è più frequente nell'uomo che nella donna. Quando si tratta invece di bambini, lì ci sta sempre lo specialista da consultare, si può parlare in quel caso sicuramente di ostruzione alle vie respiratorie causate da un ingrossamento tonsillare. Bene, iniziamo subito la puntata di oggi, non priva sicuramente di argomenti interessanti. Bene, vi presento subito il mio ospite studio, con me oggi il dottore Salvatore Scimè, nutrizionista. Dottore Scimè, affrontiamo un argomento molto interessante, anche perché ci sono tanti individui che asseriscono che questa metodologia, questo comportamento alimentare, quindi questa metodologia di usare così determinati tipi di alimenti, porti a guarigione da tante malattie, soprattutto qualcuna, che adesso lei ci dirà quale. Parliamo della dieta chetogenica. Che cos'è? Allora, innanzitutto preferirei definire la dieta chetogenica come una strategia alimentare, perché noi andiamo ad alterare un attimino il nostro organismo, il nostro pH anche fisiologico, andando a creare una condizione di acidosi metabolica. Ovviamente non è da confondere con l'acidosi a livello ematico, quindi del sangue, in quanto il nostro pH del sangue rimane comunque stabile, ma più che altro mira ad attivare un meccanismo di
produzione di alcune molecole chiamate appunto corpi chetonici, che sono il beta-idrossilbutirrato, l'aceto acetico, l'acetone stesso, che vengono utilizzati in alcune condizioni particolari da parte del nostro organismo per poter sopperire ad alcune carenze. Quindi noi non dobbiamo confondere l'acidosi respiratoria dall'acidosi metabolica, sono due cose Completamente differenti. e infatti anche terapeuticamente e dal punto di vista della malattia in tal senso si interviene con una terapia differente nell'uno e nell'altro di casi. E allora, quindi uno stato in cui dobbiamo avere presenti dentro di noi i chetoni, ma Esatto. questa parola a noi ha dato sempre un po' di disagio, paura. di paura, no? I chetoni nei bambini, le acidosi, eccetera. Esatto. Noi invece li andiamo a creare per dimagrire. In che senso? Allora, innanzitutto non è stata scoperta come dieta dimagrante, la dieta chetogenica, ma Sì. bensì intorno agli anni 20 questa strategia è stata applicata per curare le crisi epilettiche maligne intrattabili. Ah, ma questa è una cosa molto interessante, quindi questa dieta veniva utilizzata Ad oggi nell'epilessia. ancora viene Ad oggi, utilizzata. ma la motivazione qual è? Perché in pratica andando a creare una carenza a livello di glucosio all'interno del nostro corpo, quindi di carboidrati, per non far morire alcuni organi come per esempio cuore e cervello, si attuano alcune strategie di produzione di qualcosa di simile al glucosio, perché purtroppo a noi manca l'enzima che trasforma i grassi in zuccheri, mentre abbiamo presente l'altro, per questo purtroppo si accumula grasso. E quindi si vanno a degradare attraverso la catena della beta-idrossilazione di acidi grassi, si vanno a degradare appunto le catene di acidi grassi fino a creare queste molecole che possono essere utilizzate dal nostro cervello in particolare, oltre che da cuore e muscoli, per trarre energia. Quindi in carenza di zuccheri, causata da noi questa carenza, appunto questa assenza, perché poi andremo un attimino anche a spiegare come si imposta un piano di dieta chetogenica, grazie a questa carenza andremo a creare appunto queste molecole che saranno utilizzate dai muscoli e dal cervello e quindi andremo a bruciare principalmente massa grassa anziché andare a utilizzare carboidrati come fonte energetica. Ecco, quindi questo lei in questo momento mi sta spiegando qual è la differenza tra dieta chetogenica e apporto di dieta senza carboidrati e con i carboidrati, Esatto. Nell'eventualità. Però noi sappiamo, sì, certo, non abbiamo l'enzima che trasforma i grassi in carboidrati, però sicuramente dai carboidrati noi produciamo i grassi. Cioè Sì. chi mangia i carboidrati, la pasta, eccetera, fornisce all'organismo anche una buona quantità di grassi. Tutto l'eccesso viene conservato sotto forma di grassi. Esatto, anche questo. Anche per sopperire a periodi di digiuno. E allora in pratica il trucco, o meglio la differenza tra le famose diete low carb, quindi quella a bassissimo contenuto di carboidrati, Sì. o la dieta dell'amica, della cugina che prevedono l'eliminazione dei carboidrati, e una strategia chetogenica, nasce che quest'ultima ha dei valori ben precisi da rispettare. Quali? Per esempio, non oltrepassare mai i 50 grammi di carboidrati semplici durante l'intero arco della giornata. Non superare mai le quote proteiche concesse ogni giorno, quindi non è una dieta sbilanciata come magari si potrebbe pensare iperproteica o iperlipidica, ma bensì è una dieta che può essere sia isocalorica, sia ipocalorica, sia ipercalorica, quindi in base a quello che stiamo ricercando, con percentuali esatte di proteine, che possono essere 2 grammi chilo, 1 grammo chilo in base a quello che stiamo ricercando, quote di grassi buoni presenti e non grassi cattivi, quindi non si può tra virgolette mangiare selvaggiamente tutto quello che si va purché, Certo. purché non sia carboidrati. È una quota appunto di carboidrati da non intendere solo come pasta e pane, ma bensì come tutti gli zuccheri presenti nella nostra alimentazione, dove la verdura comunque contiene dei carboidrati, la frutta comunque contiene dei carboidrati, la stessa carne potrebbe contenere delle tracce di carboidrati o le uova, i legumi, sono tutti alimenti che devono essere sottoposti a grammatura ferrea, quelli a rischio ovviamente, ed impostati in maniera tale da avere circa 20 grammi di carboidrati per pasto principale, intendiamo quindi colazione, pranzo e cena. Se si riesce a creare questo schema, da un lato si starà bene in salute, quindi evitando anche altre patologie associate all'alimentazione, dall'altro si attiverà appunto questo meccanismo di chetosi metabolica. E allora,
Quindi quando diciamo allora dieta chetogenica dobbiamo un po' stare attenti al significato che stiamo dando alla parola che utilizziamo e all'eventuale dieta che intraprendiamo, perché non è che significa volta tutta alla formazione dei chetoni, voglio dire, no? È una dieta comunque equilibrata che si basa in virtù delle esigenze di ognuno, se si deve gestire una patologia che è in corso, se si deve perdere peso, se si deve prendere peso, cioè tutto è regolato in base alle esigenze dell'individuo. Esatto. E allora, ma nel momento in cui noi intraprendiamo questa dieta, quando entriamo in chetosi? Allora, ci sono svariati modi per percepire la chetosi. Il primo è quello che percepiamo nei bambini, cioè l'alito che sa di acetone. Come no, questo è il disagio che dicevo, il motivo, la paura di tutti i genitori. Infatti parlare di dieta chetogenica un attimo ti lascia così interdetto, perché dici, ma come mai? Io lo combatto, lo devo curare, mi fa paura e poi vado ad intraprendere una dieta in tal senso. Poi possiamo anche percepire secchezza delle fauci, possiamo anche percepire inappetenza, perché una volta entrati in chetosi si ha quello stato quasi di nirvana dalla fame, cioè non si ricerca più il cibo, ma bensì si mangia semplicemente per avere le energie necessarie per andare avanti. Altri sintomi di contro possono essere però anche la spossatezza. Detto ciò, si può anche controllare l'ingresso in chetosi, che può variare ovviamente in base allo stile di vita, in base anche a come il corpo stesso reagisce a questo ingresso in chetosi. Si può controllare la presenza appunto dei corpi chetonici o a livello ematico, quindi con le analisi del sangue, o più semplicemente con le stricette per rilevare corpi chetonici nelle urine, anche queste delle volte applicate ai bambini, ma negli adulti è possibile fare il test domestico a casa e andare a controllare la presenza o meno di questi corpi nelle urine. In assenza la cartina tornasole in pratica non cambierà colore e non saremo in chetosi. In presenza invece di corpi chetonici assumerà colori più o meno forti che ci indicheranno la presenza di 0,5, 1, 1,5 mg di corpi chetonici appunto all'interno delle urine. Ovviamente più alto sarà il valore, da più tempo noi saremo in chetosi. I pro e i contro sono che da un lato è una dieta facilmente controllabile, cioè se la sto seguendo bene, se sto rispettando tutto, lo potrò constatare attraverso le mie urine. Dall'altro è un piano molto difficile da seguire perché comunque prevede delle regole molto ferree, contrariamente magari ai classici piani alimentari seguiti giornalmente. Ma questi sono i punti deboli della dieta chetogenetica? Ecco. Sì, allora, chetogenica. I punti deboli sono l'impossibilità dello sgarro. Prendiamo un piano alimentare classico, no? Solitamente la pizza, quella che chiedono tutti, la prendiamo noi il sabato, così ci rilassiamo, mangiamo sta pizza e da lunedì ricominciamo a fare bene la dieta. In questo caso non sarà possibile perché l'aver mangiato una pizza o peggio o meglio anche una fetta di pane in più rispetto a quello che è previsto ci farà fuoriuscire dalla chetosi. Non è una condizione fisiologicamente corretta, no? Quindi il nostro corpo farà di tutto per fuoriuscire da questa fase. Allora, noi mettiamo a disagio il nostro corpo, ma infatti mi chiedevo, questa dieta chetogenica in realtà ma è una dieta che può rassicurare sia chi la segue, quindi il nutrizionista, sia chi la esegue. Cioè, effettivamente un attimo di titubanza io ce l'ho. E non sei la sola, nel senso che ad oggi è una dieta molto discussa. È di oggi un articolo del Messaggero che attacca appunto la dieta chetogenica. Di contro è possibile trovare magari di 3-4 giorni fa altri articoli che la esaltano quasi come risolutrice di tutte le patologie. Vabbè, come del resto la dieta dei vegani, no? Esattamente. Ecco, praticamente ci sono queste ondate in cui si riferisce al benessere una dieta priva di tutto, un digiuno di almeno 1-2 giorni, però dottore Scimè, il digiuno lo si può effettuare per purificarci da tutte le tossine, ristabilire
tutta la flora, i nostri vari habitat, sia con noi stessi che dentro di noi attraverso un digiuno, ma che si può effettuare quando si è giovani, perché dopo i 45 anni al digiuno segue l'ipotensione, la persona può anche svenire, viene il senso di nausea, non è facile, consigliare queste cose ai non addetti ai lavori è sbagliato, perché ci deve essere una comunicazione più corretta, che la gente ascolta, acchiappa ciò che gli fa, diciamo che gli causa interesse in quel momento, ma fa dei danni a se stesso, no? Difatti ad oggi c'è chi comunque vanta la dieta chetogenica come risolutrice di alcune resistenze anche a livello glicemico. È molto consigliata ai diabetici. In che senso? Eh. Tutto sta innanzitutto a come risponde il soggetto stesso. È ovvio che un'assenza di carboidrati dovrebbe in ogni caso migliorare la sensibilità insulinica e quindi ridurre i livelli glicemici nel sangue, ma non dimentichiamo che spesso anche gli amminoacidi vanno a stimolare l'insulina stessa e alcuni amminoacidi sono comunque gluconeogenetici, quindi vanno a produrre esatto, il glucosio. L'ideale sarebbe quello, anche per un diabetico eventualmente, di seguire un piano chetogenico sì, ma alternato? no, seguito più che altro secondo me sia da un nutrizionista ma anche dal suo diabetologo di fiducia. Se queste due figure poi potessero anche interfacciarsi tra di loro e quindi da un lato tenere sotto controllo la presenza di corpi chetonici dell'urina, dall'altro da parte del diabetologo anche magari verificare il suo stato insulinico, quindi di resistenza o la glicemia nell'arco del tempo, si potrebbe seguire questo percorso. Varia però, torno a dire, da soggetto a soggetto. Ad oggi non c'è una verità assoluta, anche perché, torno a dire, non è nata per perdere peso, ma è nata bensì per curare altre patologie. Oggi si è anche scoperto, parlando comunque di glucosio, che è l'unica cura nel caso di deficit di GLUT1, quindi i canali per il glucosio presenti all'interno degli eritrociti, delle volte a causa di deficit genetici non sono prodotti, e l'unico modo per trattare questi pazienti e quindi non farli andare incontro ad effetti collaterali è appunto seguire questo piano a vita. Quindi in alcuni casi può essere estremamente costruttiva e salutare come dieta, in altri casi, soprattutto se fatta fai da te, è estremamente deleteria. Mai fai da te, mai fai rivolgersi a uno specialista di quel settore. Allora, lei diceva, anzi alla mia domanda ha risposto, in quanto tempo si verifica la presenza dei chetoni nel nostro organismo nel momento in cui si intraprende la dieta appunto chetogenica? E lei mi ha risposto, nel momento in cui si fa un esame di urina, perché si attenziona il paziente attraverso gli esami anzitutto, oppure l'alito, cioè il profumo che poi è un cattivo odore dell'alito, ecco, a quel punto vedendo che ci sono i chetoni abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, diciamo così. Ecco, ma questo nella sua esperienza, se ne ha avuto o se sa, in quanto tempo può venire? 20 giorni, 10 giorni, 5 giorni, un mese? Oscilla dai 3 ai 15 giorni. Cosa varia? Varia quanto andiamo a bruciare noi le nostre riserve di glucosio. Cioè, a parte il glucosio a livello epatico, a parte il glicogeno a livello muscolare, nel nostro corpo non c'è altra quantità di zuccheri. Quindi, se sarò un tipo magari sportivo, molto attivo, in 3-4 giorni potrei entrare facilmente in chetosi. Sì. Se sono un tipo sedentario, con un lavoro da ufficio, torno a casa e non faccio nulla, potrebbero volerci anche 4, 5, 10, fino a 15 giorni. Esistono delle tecniche che utilizzano magari anche integratori alimentari per poter entrare prima in chetosi, ma non sono indispensabili. Sinceramente sono anche contrario a ciò, preferisco sempre andare sul naturale, quindi aspetto che il mio corpo sia pronto a fare questo passo, se proprio lo voglio. Ecco, vabbè, però è chiaro che questa non è una dieta da scegliere se non ci sono alla fine le patologie per cui è nata questa dieta, secondo il mio punto di vista e da quel che sto comprendendo attraverso quello che lei ha spiegato, perché comunque purtroppo subentra spesso il fai da te oppure non rispettare adeguatamente i consigli dello stesso specialista che ti indirizza verso un tipo di comportamento alimentare e da lì trarne dei danni
anni e poi ecco la conseguenza e la colpa è stata sua perché non mi ha seguito correttamente, mi ha indirizzato verso una strada sbagliata. Io penso che sia sottile il passo tra la corretta dieta da intraprendere in tal senso, chetogenica, e il passo di non seguirla affatto, perché io adesso le chiedo un suo parere personale, cioè è una dieta che in realtà può essere alternata a una dieta diciamo più o meno normale, poi a seconda delle patologie di cui uno soffre. Se ovviamente sono diabetico evito di mangiare zuccheri e carboidrati in maniera eccessiva, no? Però dico, è una dieta che si può alternare con un reintegro in altro tipo di alimento, oppure se si intraprende la dieta chetogenica deve essere quella da rispettare per il tempo in cui va rispettata? E qual è questo tempo? La vita, l'intera vita? No, la vita, l'intera vita no, a meno che non si soffra appunto di una di quelle patologie. Allora sì, si possono fare delle fasi alterne, però è sempre bene innanzitutto identificare il paziente, perché non è una dieta per tutti, è una dieta che prevede una grande forza mentale, una dieta che prevede pazienza, una dieta che prevede anche che io abbia già fallito con tutti gli altri tipi di diete molto più fisiologiche. Quindi facciamo finta di un soggetto che ha fatto 3, 4, 5, 7 diete e non ha mai perso nulla, magari come, tra virgolette, ultima spiaggia, si potrebbe provare appunto l'apporto ketogenico, scusate. Anche questa parola purtroppo induce in questa chetogenetica. Credo che sia più il lessico medicale che sì, porta esatto, sul in realtà ketogenico. ketogenico, però voglio dire, un grande e grosso errore non è. Ma la interrompo perché Sì. mi ha suscitato un attimo una curiosità. Ma il soggetto che ha fatto 4, 5 diete che non hanno avuto un esito positivo nel Sì. senso del dimagramento, ma in realtà questo soggetto ha continuato a mangiare, non ha rispettato le diete. Più che altro la domanda che spesso mi farei è: ma è stato sincero il soggetto che ti ha raccontato che ha fallito 5 sì, diete? sì, è proprio C'è questo. sempre il beneficio del dubbio. Ok. Però poi l'ideale è sempre quello di creare un, chiamiamolo piano terapeutico, ma così non è, Sì. e quindi una strategia da seguire con dei checkpoint precisi. Quindi se magari si sceglie di iniziare a fare un periodo di 3, 4, 5 mesi filati di dieta chetogenica, si inizia e non si può interrompere, pena l'annullamento di tutti gli effetti avuti fino a quel momento, peso E compreso, i i sacrifici anche, tutti soprattutto. vanno in fumo veramente. Oppure ci sono dei casi in cui magari chiedono: vorrei fare un mese, 6 settimane, 8 settimane di dieta chetogenica, fuoriuscire, perché anche la fuoriuscita non è selvaggia, ma bensì prevede un protocollo di fuoriuscita. Cioè, è graduatamente. Graduatamente, molto certo, graduatamente. è importante. Poi seguire un piano di dieta mediterranea classica ipocalorica Sì. e successivamente magari rientrare quando. Magari spesso questo succede poco prima di Natale, no? Quindi Sì. si inizia un piano È ketogenico vero. a settembre-ottobre, già intorno a novembre iniziamo la fase fuoriuscita per poi farci serenamente il Natale. Sì, è proprio così. E allora domanda, ma quali sono i cibi che dobbiamo ingurgitare in qualche modo in questa dieta chetogenica? E qui parte la quasi eresia, no? Nel senso che, abituate alla classica alimentazione mediterranea, cereali, legumi, verdure, qui è esattamente il contrario. I principali alimenti sono la carne, bianca e rossa, le uova, i derivati della pesca, quindi il pesce, e i formaggi. Aspetti, dottore Scimè. Allora, partiamo dalla carne rossa. Lei mi insegna da nutrizionista, e io non faccio altro che questo in trasmissione, divulgare il fatto che non dobbiamo esagerare con la carne rossa, addirittura bandirla dalle nostre tavole, perché questo è quello di cui si parla spesso, no? Quanto male faccia la carne rossa. Esatto. Ecco, come si può consigliare da professionista del settore questo tipo di alimento quando tutto ciò che leggiamo, tutto ciò che ascoltiamo e tutto ciò che ci viene insegnato è contro la carne rossa negli ultimi anni? Basta seguire le corrette frequenze settimanali. Non abbiamo mai parlato di abuso, abbiamo sempre parlato di ordine.
Quindi non dovrò mangiare ogni giorno carne rossa, ecco il perché il fai da te, proprio in questo caso è estremamente deleterio, ma dovrò organizzarla in una, massimo 2 volte la settimana, preferibilmente lontana tra loro, preferibilmente della carne comunque magra, e andare ad organizzare gli altri spazi con tutti gli altri cibi. Allora, gli altri cibi li vogliamo ricordare di nuovo nella dieta chetogenica? Carne bianca, pesce, soprattutto pesce azzurro, formaggi e uova. Basta. Basta. Latte? Latte sì, comunque formaggi e derivati lo possiamo inserire, quindi anche il latte, i formaggi freschi, i formaggi stagionali. Yogurt, ni. No. In che senso? Mi piace questo ni. Fa parte di quei cibi che contengono comunque dei carboidrati semplici, dello zucchero. Ma anche l'uovo li contiene. Esatto, tutto sta nella quantità. Ricorda che prima ho detto massimo 50 grammi al giorno. Ecco la difficoltà, riuscire ad incastrare questo puzzle all'interno di ogni giorno, all'interno dell'intera settimana. Cosa è da bandire? La pasta, il pane, anche se non tutto. Spesso e volentieri le diete chetogeniche senza apporto di prodotti integratori vari contengono una piccola quota di carboidrati, 2 fette biscottate o un pugnetto di cereali, soprattutto al mattino, per dare quel piccolo apporto di carboidrati giornaliero e farlo bruciare durante l'arco della giornata. Quindi avere sì dei carboidrati senza mai oltrepassare il limite giornaliero consentito e comunque bruciarli durante il giorno per evitare appunto la fuoriuscita dalla chetosi stessa. La frutta è da centellinare perché contiene appunto degli zuccheri anch'essa. E alla fine le verdure, alcune addirittura sono vietate, spesso il pomodoro viene eliminato da questo tipo di dieta, mentre altre sono pesate, non come si fa nelle diete normali, pesate ad occhio, tra virgolette, ma pesate in bilancia, perché tutto deve rispondere a quella famosa legge dei 50 grammi massimo. Ah, ma questo è importantissimo saperlo. E allora, io le devo fare una domanda. Ma questa dieta chetogenica in realtà potrebbe essere dannosa per un organismo che magari non è sofferente di patologie con le quali si può provare questa dieta, che può in qualche modo servire anche come dieta terapeutica per certi versi, oppure diciamo che è una dieta che si può non scartare in partenza, ma diciamo evitare a lungo termine o anche a breve termine, non lo so. È possibile che possa fare dei danni al nostro ciclo, alle nostre reazioni chimiche, ai nostri processi fosforilativi, di energia, di produzione di energia, di sostentamento cellulare, di nutrimento, di formazione di catene proteiche che sono la nostra vita, i nostri muscoli. Non lo so, potrebbe capitare qualcosa di dannoso? Ovviamente sì, cioè non è una dieta estremamente sicura, è comunque sempre una... Ecco perché oggi l'articolo di cui parlava lei sul Messaggero, sulle... Il Messaggero, esatto. Sì, giusto, ricordavo bene, esatto. ha proprio tagliato fuori la possibilità di scelta di questa dieta. Addirittura lì consigliavano dei cicli massimo di 15 giorni da alternare, come detto prima, a dei periodi di dieta normale. Potrebbe comunque dare un sovraccarico renale anche in base all'apporto proteico che andiamo lì volevo a costruire. arrivare, esatto, ne aggiusti una magari di cose, però poi causare danno ad altri. Poi ovviamente dà quasi sempre stitichezza e quindi anche questa non è una condizione corretta. Certo, dalla stitichezza una certa età anche le emorroidi, viene tutto, ecco, potrebbe comunque anche irritare, prolasso, rettale, insomma tanti guai. Ci sono una serie di effetti collaterali che comunque sono purtroppo previsti da questo tipo di piano. Ecco il perché non è una dieta per tutti e non è soprattutto una dieta da mettersi in casa a farla da soli. Non è la dieta tolgo i carboidrati e mi faccio la chetogenica. Quella è condizione non corretta alimentare. Questo è un piano che deve essere seguito con i grammi e con dei professionisti, allora, anche dei medici. Vengono tante persone da lei a chiedere di intraprendere questo tipo di dieta? Ultimamente sì. Ah, ma tutto è moda, dottore? Tutto è moda, tutto è moda. Ultimamente sì, tra diciamo anche il famoso metodo Panzironi, che poi è stato scoperto essere anche molto simile alla... Lo vogliamo ricordare velocemente? Il metodo Panzironi prevede la guarigione da tutti i mali, diabete compreso.
non credo sia No. reale, e soprattutto ricordiamo che il signor Panzerone è un giornalista, con tutto il rispetto per i giornalisti, però secondo me manca di preparazione a livello È ovvio. medico. Inoltre stavamo dicendo appunto che la dieta chetogenica prevede sì alcuni danni, ma di contro potrebbe andare a sistemare altro, sì. Potrebbe sistemare, ma diciamo che i benefici sono, diciamo, maggiori Mi rispetto... sono perso un po' nella domanda Panzeroni Allora, perché è un punto sì, debole, nel sì, no, senso... no, vabbè, però ci siamo nella risposta, cioè No, i benefici sono di più rispetto ai possibili danni che possiamo avere da una dieta ecco, chetogenica? ok, mi sono ricollegato. Sì. La domanda era quanti la chiedono. La chiedono in tanti. Spesso sono curiosi, Sì. vorrebbero sapere un attimino come funziona questo piano, vorrebbero sapere soprattutto quanti chili posso perdere nel breve tempo, perché la Lì pubblicità, tutta la fretta. la pubblicità principale della dieta chetogenica è che ti fa perdere tantissimi chili in pochissimo tempo. Vero, se fatta bene, se le condizioni sono corrette, ma di contro nessuno è disposto a fare il sacrificio che quest'ultima chiede. Quindi la chiedono in tanti, Non reggono, ma la seguono in non pochi. reggono, la seguono in pochi. Allora se dovessero fare una dieta vegana, e lì non è ancora più difficile psicologicamente, anche Sì. per il senso della fame, lì si rinuncia veramente a tanto, eh? Però lì c'è tanta etica dietro. Sì, lo so, E lo quindi- sanno anche quelli che non la praticano, che c'è tanta etica, però ecco lì c'è veramente una forza di volontà, una giustificazione a non mangiare determinati cibi che è molto più forte del senso della fame. Però il vegano per eccellenza arriva già convinto di quello che sì. ti sta chiedendo. Sì. Chi invece chiede sulla chetogenica è più un curioso. È un curioso, sì, è un Sta curioso. cercando sicuro. una scorciatoia per perdere Per peso più dimagrire in poco velocemente. tempo. Quando io ovviamente enfatizzo sempre in negativo gli aspetti della chetogenica, Sì, perché è sempre giusto mostrare tutti i lati negativi di una cosa prima di acquistarla, tra virgolette, no? Quindi prima di intraprendere un percorso. 9 su 10 rinunciano prima ancora di iniziare. Certo, perché i sacrifici sono tanti. E quell'uno che la segue poi ha le sue soddisfazioni. Del resto le diete fai da te lo sappiamo, si può perdere tanto peso in poco tempo, ma lo stesso lo riprendi se non di più in altrettanto breve tempo nel momento in cui cominci a mangiare qualcosa in più di normale. Quindi bisogna avere un piano adeguato, un peso dato da quelle che sono le nostre caratteristiche fisiche, anche psichiche credo, perché il nutrizionista deve essere anche un buon psicologo sotto certi aspetti, nulla togliere alla professionalità dello psicologo, attenzione, la mia è una battuta per dire, ma da lei quanti pazienti vengono che le dicono che da un mese fanno quello che lei ha indicato, ma lei ritrova sempre allo stesso peso, e a quel punto sono due le vie, o lei non è un bravo nutrizionista, oppure si guarda lei dicendo la bugia vera e propria come se fosse una santa verità. Io non ho toccato nulla di diverso Diciamo da quello che lei vi ha prescritto. Dopo Natale capita spesso, soprattutto, nel senso per adesso. Però sì, capita. Io in questo caso ho un approccio un po' diverso. La prima volta metto in dubbio la mia professionalità. Posso aver sbagliato, Certo. ci può stare. Certo. E quindi andiamo a rivedere un po' tutto il piano. Quindi vai a mettere alla prova il paziente stesso, no? Sì. Quindi accetti che sia stato seguito tutto e che tu abbia sbagliato. Se però anche alla volta successiva, dopo aver rivisto tutto, non funziona qualcosa, e allora a quel lì punto magari c'è il trucco. inizi a chiedere aiuto al suo medico di base per delle analisi e vedere come Sì. sta, e solitamente salta fuori la verità. Esatto, che ha mangiato e si è strafogato di tutto dicendo ma io non riesco a perdere peso. Solitamente si assaggia. Sì, un po' come le apnee notturne, cioè tu non sai che ti succede ma tu mangi ma non lo sai se hai mangiato, esatto, quel frigorifero la notte che cos'è, oppure Sonnambulismo. Esatto. E allora, per concludere, un messaggio che dobbiamo dare noi a chi ci ascolta, ma soprattutto anche una breve risposta a una domanda. E allora lei lo consiglia questo benedetto digiuno di 2-3 giorni per restare bene a tutti? Dica di no, dottore, perché a una certa età, allora io quando ero più giovane sostenevo le notti assolutamente a digiuno per evitare quella sonnolenza fastidiosa postprandiale che magari non mi faceva rimanere lucida, eccetera. Ma adesso, superati diciamo i 40 anni, mettiamola così, gli anta famosi,
Se io non dovessi mangiare o saltare il pasto, cioè a me viene proprio il calo pressorio, cioè mi sento male, ho necessità di mangiare, qualcosa Sinceramente, cambia, no? anch'io sono estremamente contrario al digiuno, soprattutto di 2 o 3 giorni. Un famoso oncologo mancato veronesi sosteneva di fare un giorno alla settimana digiuno, ma più di questo no, perché comunque si andavano ad alterare tutti i meccanismi fisiologici. Ora, se un genio, un intellettuale, un'eccellenza come lui non andava oltre le 24 ore di digiuno, figuriamoci chi siamo noi per dire sì, arriviamo a 2 o E 3 lui è giorni. arrivato ad un'età Credo veramente 94-95 anni. invidiabile, ci è arrivato bene, È in una lucido. forma fisica splendida, in una lucidità intellettiva straordinaria e ha dato veramente tanto insegnamento e tanti buoni consigli. Già, e allora cosa diciamo a chi ci ascolta sulle diete, velocemente? Sulle diete diciamo che, allora, la dieta chetogenica è un ottimo protocollo alimentare in caso di alcune patologie, una delle quali, legata ovviamente al sovrappeso, potrebbe essere la resistenza reale a tutti i piani alimentari provati. Ma in ogni caso ricordatevi che nel 2019, tra un bacino di oltre 50 diete, da un'equipe di esperti endocrinologi, diabetologi, nutrizionisti di eccellenze mondiali, la miglior dieta in assoluto è risultata sempre la dieta mediterranea. Un perché ci sarà. E c'è. E poi per concludere, un'altra piccola conclusione velocissima. Ecco, cosa si sente di dire riguardo a quello di cui insomma, ormai ne abbiamo parlato, no? Peste suina, peste bovina, carni inquinate, insomma. Altro tema del giorno. È quello di cui si è trattato. E allora i salumi, il prosciutto, il salame, insomma, praticamente dobbiamo controllare quello che compriamo, ecco, dove è prodotto. È giusto questo ultimo consiglio? Abbiamo la fortuna comunque di vivere in Italia, c'è un paese estremamente rigido per leggi, per provenienze di carne, per sicurezza alimentare e tutto. Quindi l'unica accortezza magari da avere quando ti va a fare la spesa è vedere l'origine della carne stessa. Se parliamo di carni italiane, non mettiamo per forza in dubbio che possano per forza essere contaminate, ma stiamo un po' tranquilli. Certo, se la provenienza non è italiana, addirittura non è indicata la provenienza della carne stessa, a parte essere un illecito comunque da parte del rivenditore, certo, noi evitiamo di acquistarla. Non guardiamo il prezzo della carne stessa, ma bensì la qualità. Esatto, e quindi fidiamoci esatto, comunque delle nostre carni. Esatto, grazie dottore Scimè, però le devo fare un appunto, si ricordi l'Italia è molto rigida con le leggi, noi in trasmissione lo diciamo spesso, però per esempio ci sono dei pesticidi che l'Italia ha vietato, però poi abbiamo l'importazione che viene dall'Europa, dalla Spagna per esempio, dove il pesticida invece è assolutamente utilizzato e vengono a portare i prodotti verso i quali è stato utilizzato questo medicinale che noi invece abbiamo bandito dalle nostre risorse chimiche. Che abbiamo concluso? Che quelli spesso sono i prodotti in offerta. Grazie. Bene, vi lascio al nostro filmato dove la prevenzione è sempre prevenzione, anche quella, guardatelo bene e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times. I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come rain.